se lei avesse parlato col cuore e avesse detto la realtà delle cose a chi voleva mandare questo messaggio, forse anch'io le avrei creduto. L'ha tenuta lunga, confusa, contraddittoria. Vede, signor Sindaco, anche lei, come molti altri amministratori, che non vogliono conoscere e vedere la realtà delle cose, ha la polvere sotto il tappeto. Noi di minoranza cerchiamo di farglielo notare, questo è il nostro mestiere, il controllo. Lei vuol realizzare un PUA, vuol creare una rotonda, far passare una strada per il campo dell'oratorio. In poche parole lei vuole, perché l'ha detto tra le righe quando il consigliere Coglianò le ha detto che il parcheggio sotterraneo si poteva fare da un'altra parte perché era stato già portato in questa aula dal consigliere Conflitti, lei ha detto no, andiamo avanti per la nostra strada. Qualche pia donna e pio uomo mi hanno detto: ah, Monsignore ha bisogno di soldi. Allora, signor Sindaco, il PUA è fatto per dare i soldi a Monsignore o è fatto per realizzare un progetto per la città futura? Perché vede, due sono le contraddizioni. Se lei vuole realizzare il progetto per la città futura togliendo ai ragazzi quelle soddisfazioni per cui i loro nonni si sono dati da fare per creare uno spazio che ha un preciso fine, ed è quello della formazione, siamo in contraddizione. Se lei vuol dare i soldi a Monsignore, siamo ancora in contraddizione, perché soldi noi non ne abbiamo da spendere. E Radio Piazza dice che Monsignore chiede parecchi quattrini per l'utilizzo del suolo. Ahimè, signor Sindaco, ecco perché dicevo alla consigliera Pasiani che i tempi sono cambiati. Noi non possiamo sapere queste cose se non portarle in Consiglio Comunale, perché c'è un accordo tra parrocchia, diocesi e giunta comunale che nessuno deve sapere. Pare che la cifretta si aggiri sugli 800.000 euro, ma noi, signor Sindaco, abbiamo terreno da vendere, l'ha detto lei su questa delibera, abbiamo terreno da vendere, è nostro, è della comunità. Sfruttiamo, utilizziamo, risparmiamo, facciamo economia di quei soldi. Ma chi comprerà quel terreno, signor Sindaco, oggi che l'ha offerto così pubblicamente? È oggetto di sospetto legittimo, dato che continuamente la radio e televisione italiana trasmette che i palazzinari, chiamiamoli così, hanno il fiuto lungo da Puente, vanno vicino dove ci sono soldi da fare, da realizzare. Vede, signor Sindaco, e qui lo dico al Consiglio Comunale, che dopo magari non venga fuori, ma non lo sapevo, non lo so. I palazzinari del terzo millennio sono i costruttori di parcheggi interrati, odiati dai residenti, fanno breccia nei consigli comunali. In alcune città la magistratura sta già indagando. Eloisa Covè
su questo nuovo business è qualcosa di incredibile che questa giunta comunale, così cattolica, così vicino a Dio, così vicina alla morale e all'etica politica, si sia permessa di iniziare soltanto l'idea di costruire un territorio sacro che ha una motivazione validissima, che è il futuro della nostra città, cioè i bambini, venga a costruire per gli interessi non si sa più di chi un parcheggio sotterraneo nel luogo più idoneo che si possa avere per la formazione del nostro futuro. Signor Sindaco, quello è il nostro futuro, sono i ragazzi, bisogna educarli, bisogna incentivarli, bisogna tenerli stretti. Non si può dire io ho un programma e lo faccio, io ho una opportunità che un Signore mi dà e io la faccio. Questo giustifica la lettura che lei ha fatto nella lunghissima, estenuante relazione. Cioè una cosa incredibile, cioè non si può credere che lei riesca